a questo punto volevo presentarvi un esperimento. L'esperimento è stato fatto sulle batterie, questo per vedere quale batteria sia migliore rispetto ad un'altra. Quella che dura di più, secondo questa nostra piccola indagine, è la Duracell, perché ha una sostanza interna che la rende più duratura. Probabilmente tra di voi siete tanti, qualcuno sarà scettico, non ci crederà, ma io ve ne posso dare la prova, non mi resta altro che dire. Entrino i robottini! Allora, per questo esperimento abbiamo una necessità di attenzione. Abbiamo una necessità. No, se mi vieni sempre addosso non riesco a allora, no, sto spiegando una cosa. Allora, dico, sto spiegando. Allora, mi fa. Allora, adesso piano. Allora, guarda che stai fastidiosi. Allora, c'è differenza tra piano e veloce come fai tu. Scusatemi, eccoli qua. I robottini per il nostro esperimento, signori. Alla mia destra, con la cuffietta perché ti muovi? Fermo qua, fermo, ecco qua. Allora, dicevo, no, fermo così, fermo non ti muovi. Allora, ecco. Non ho capito, se più. Alla mia sinistra, ma partiamo da quest'altro lato, con la cuffietta rossa abbiamo un robottino che nel suo interno ha una Duracell e andrà verso la mia sinistra. Alla mia destra invece, signore, con la cuffietta blu abbiamo un robottino che nel suo interno ha una batteria normalissima, una batteria che potreste trovare in qualsiasi supermercato o in qualsiasi centro commerciale o dove vogliate, tranquillamente. Non ti preoccupare, tranquillo, è tutto sotto controllo. Ora, guardate attentamente. Francesco, stai tranquillo, sereno, non ti preoccupare. Si sta uccidendo, si sta ammazzando! No, è tutto sotto controllo. Fermate, polizia! Niente panico. Aiuto! Allora, è tutto panico. No panico. Allora, dicevo. Alla mia destra guardate cosa accade, vedete? La batteria caricata. No, ma chi me l'ha fatto fare? Ma chi me l'ha fatto? Ma chi me l'ha detto? Ma chi me l'ha. Ma allora, ma sei impazzito? No, è colpa mia. Non ho capito? No, è colpa mia. E di chi sarebbe la colpa, bambino bello? Grazie. Prego. La colpa di questa cosa qua, nero che non si leva da volte che sto andando da quell'altro lato. Allora, quella cosa nera, sai perché non va via? Perché è una quinta. È una quinta? Allora, è una quinta, si esce fuori, va bene? Allora facciamo così. Se urti qualcosa, cambia direzione e vai altrove. Semplice. Scusate, mi dicevo, grazie all'alcalina la Duracell dura di più rispetto ad una batteria normale. Ora, cosa sarebbe accaduto in altre circostanze? Un attimo solo. Dicevo, cosa sarebbe accaduto? Fammi finire e vengo da te. Cosa sarebbe? Oh, e allora? Ma sto spiegando! Ma che cos'è? Che cos'è? Dove vai? Dove corri tu? Allora? Ma che sei impazzito? Ma cosa accade? Tutto accadrà, Che cosa? Allora, tu di qua. Allora me ne vado, Ma dove vai? Non posso subire questo tu dietro. Senti, io non ho capito che cos'è questo tu dietro. Ero di spalle, non ho visto. Pure ero di spalle, ma ho sentito. Allora, per piacere, fallo smettere. vabbè, adesso glielo dico Che io. non è che uno viene qua a fare il tu quasi. Ma che è? Ho capito. Sei pagato anche per questo. Oh il cazzo. Allora, ci parlo io. Dove deve arrivare questa maglietta? Sei cretino o cosa? O cosa? Ma che fai? Mi rispondi? Ma sei impazzito? Allora, facciamo così, va bene? Ti chiedo una cortesia. Voltati e vattene di là. Grazie. Ma perché? È perché ti ho chiesto una cortesia, bambino bello. Per favore, voltati e vattene di là. E perché? Perché ti ho chiesto una cortesia. Ho detto per favore voltati e vattene di là. Perché mi ti mangio la testa. Quando tu ti sei adesso ti mangi pure a me. Sei ingordo. Posso dire una cosa, e me ne vado? La devi dire adesso? Sì. Avanti, che vuoi? Io no? Sì. A lui no? Sì. Ma aspetta. No. Ma poco. Ho detto di no, vai veloce.
Scusate, mi dicevo, grazie all'alcalina la Duracell dura di più rispetto ad una batteria normale. Ora, cosa sarebbe accaduto in altre circostanze? Il robottino della Duracell che poco fa abbiamo mandato dietro le quinte sta un'altra volta qua. Oh! Spaccazzoni! Oh! Lo vedi questo dito? Lo trovo grosso. Lo vedi bene? Vai di là! Madonna che paura. Veloce! Vado! E non tornare! E poi segue il dito! Zitto! Scusate, mi dicevo, l'alcalina... Signore! Che c'è? Mi sta dando il sangue in testa, non ce la faccio più. Dai, abbiamo quasi Mi finito. sta venendo un ictus. Non essere esagerato, resisti, stringi i denti. Non solo i denti. Allora, basta! Dicevo, grazie all'alcalina la Duracell dura di più rispetto ad una batteria normale. Ora, cosa... Dicevo, dura di più rispetto ad una batteria normale. Cosa sarebbe mai accaduto in altre circostanze? Il robottino della Duracell sarebbe sceso dal palco e si sarebbe avviato via verso qualche uscita. Noi a quel punto non ci saremmo preoccupati di perderlo, signori, perché come avete visto senz'altro anche voi, tutto sommato... Ma cammina, Mamma. Signori, scusate, terminiamo l'esperimento. Immaginate che a questo punto io tolga la batteria che ha nel suo interno questo robottino e prenda la stessa batteria del primo, cioè la Duracell. Vi dimostrerò che nonostante... Ma io sta una festa qua dietro, che avete organizzato la mia? Questa è l'ultima volta che lo facciamo questo esperimento. Ok, quello è carino. A me non mi piace. Ma noi ci divertiamo. Proprio zero, proprio non ho goduto proprio zero di questa. Veramente non hai goduto di questo momento? No, goduto è una parola grossa, va bene, non ho gradito per niente. Va bene. Qui se può mettere la batteria? Infilo in un attimo. No, basta. Poggio. Appoggiamo. Sulla schiena. Grazie. Signori, noterete anche voi che con questa batteria questo robottino andrà a 1000, guardate. Vieni più al centro. Vieni, prendi l'applauso. No, basta, non voglio pigliare più niente stasera, basta. L'applauso è innocuo. Non lo voglio. Come Ditemi no? soltanto dov'è l'uscita. Alle tue spalle. Ma tutto là stasera. È andata così. Vabbè, allora, grazie e arrivederci. Arrivederci, Grazie. vieni che ti accompagno. Andiamo di... Dove vai tu? Chi ti ha detto di uscire? Allora, Mimmo, No, che tenga fai? la Duracell. Sì, ma non ti puoi vendicare. Non vuoi vendicare. No, Mimmo, non ti puoi vendicare perché usci. Andate fuori, scusate.